Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. All'Istituto Itis Volterra di San Donà di Piave gli studenti hanno presentato i loro lavori in una manifestazione particolare. C'eravamo anche noi. Il Volterra Students Workshop è un evento che riunisce alunni, insegnanti e genitori. Non solo, l'Istituto Tecnico Tecnologico ha una forte collaborazione con aziende ed imprese che offrono stage e alternanza scuola-lavoro ai giovani studenti. Il nostro istituto ha 3 settori, 3 indirizzi, quello dell'elettrotecnica, quello dell'informatica e quello della grafica e comunicazione. Sono settori, che hanno delle loro caratteristiche, particolarità, ma oggigiorno sono sempre più interconnessi, sempre più collegati. Infatti voi come scuola create già dei professionisti del settore. Sì, i nostri ragazzi quando escono alla fine dei 5 anni sono tecnici proprio completi, hanno la maturità tecnica e possono direttamente andare nel mondo del lavoro. Al workshop i ragazzi hanno mostrato i lavori e i loro prototipi realizzati durante il loro percorso di studi. Siccome abbiamo la specializzazione elettrotecnica automazione e già da anni abbiamo aggiunto un corso per energie rinnovabili, già dal biennio in seconda i ragazzi studiano qualcosa, problematiche inerenti all'energia, con qualcosa di semplice come potete vedere un forno solare, dove stimolando i ragazzi attraverso una semplice gara dovevano raggiungere una temperatura e quindi vedere chi raggiungeva la temperatura più alta di un barattolo con dentro dell'acqua. Ad esempio qua un lavoro di quinta, se possiamo spostarci, che è un progetto nato per produrre energia elettrica dal vento, un sistema fatto in casa dove ci sono dei sistemi che fanno da vela, quindi che si muovono con il vento, generano un campo elettromagnetico dentro dei magneti e si riesce a produrre una minima tensione, ovviamente per noi, per illuminare dei LED, per accendere dei LED. Però può avere delle forme di sviluppo più evolute. Il frutto di studi e applicazioni si sono visti premiare anche a gare nazionali, in una delle quali è stato presentato Bob, un robot costruito con i pezzi della Lego. Gabriele, tu sei l'artefice e il progettista di Bob, che cos'è? Allora è un robot costituito da una parte relazionata al programma e all'interno di un laboratorio di questa scuola noi esaminiamo dei programmi, li costruiamo affinché possano fare questi circuiti nel migliore dei modi. Si spendono abbastanza ore, sono dei corsi extracurricolari e poi ci portano delle soddisfazioni come queste, soprattutto quando funzionano. Lorenzo, che cos'è questo? Questa è una macchina a controllo numerico usata nelle fabbriche, nelle industrie per intagliare oggetti di legno, metallo, ottone, plexiglass e fare disegni o altre lavorazioni. Questa macchina è collegata al computer tramite una porta parallela che invia dei dati a questi motori che fanno girare degli assi. Muovendo questi assi potremo avere delle lavorazioni del legno. Io ho già realizzato per conto mio, come si può vedere, questo gattino sul legno. La fresa girando è riuscita a scontornare tutto quanto il legno. Un altro aspetto interessante da non sottovalutare è che noi abbiamo anche un occhio di riguardo al recupero delle risorse. Ad esempio questi motori sono motori che provengono da vecchie stampanti, così come altre apparecchiature, proprio per cercare di riutilizzare, ecco il concetto di energie che noi abbiamo nel nostro virgolette DNA. Prima abbiamo visto Bob, ci diceva che ha partecipato Bob ad una gara nazionale. Allora Bob e alcuni suoi fratelli ci ha dato la soddisfazione di riuscire a partecipare e classificarsi tra i primi a questa gara nazionale che si è svolta a Riva del Garda ad aprile. E a conclusione della giornata è stato dedicato il laboratorio Late al professor Fabio Parissenti, docente recentemente scomparso che per anni ha insegnato all'Itis Volterra.